di calamità e ha stanziato anche per le prime necessità 1 milione di euro. Ha poi lanciato il governatore del Veneto una proposta, una sorta di piano Marshall per il riassetto idrogeologico non solo per il Veneto ma per tutta Italia. Fondi pubblici per far lavorare le imprese e mettere in sicurezza il territorio. Il tutto nel servizio di Patrizia Giustarini. Ci vuole un piano Marshall, un piano strategico nazionale poi declinato per ogni regione. Dobbiamo continuare con le opere e dobbiamo pensare che il governo dovrà assolutamente finanziare il nostro piano generale. Un piano che declinato per la sicurezza del Veneto ammonta 2 miliardi di euro. Ogni anno la Regione per questo capitolo riesce a stanziare 50 milioni, troppo pochi per un territorio che conta il 40% dei comuni a rischio alluvione e il 25% a rischio frane. 925 gli interventi di grande e piccola portata avviati e realizzati per la messa in sicurezza dalla piena del 2010. Spesa 392 milioni di euro, sostenuta soprattutto con il pacchetto di fondi straordinari stanziati dal governo. Si tratta comunque di poche gocce in mezzo al mare di opere necessarie per garantire la difesa idraulica. Degli 11 bacini di laminazione previsti dal piano regionale di interventi, solo quello di Caldogno è in fase di realizzazione, gli altri sono in corso di procedura e solo 5 sono interamente finanziati. Il pacchetto di opere anti-alluvione prevede poi investimenti da capogiro per la pulizia dei fiumi e per rinforzare gli argini. Intanto per la nuova emergenza la Regione ha dichiarato con un decreto lo stato di calamità e ha assegnato per le prime necessità 1 milione di euro. Ora però, sostiene il presidente Zaia, il governo deve fare la sua parte, recepire la richiesta di calamità, stanziare le risorse per farvi fronte e garantire i fondi per il piano Marshall sulla sicurezza idrogeologica targato Veneto. Noi abbiamo 2 miliardi di investimenti da fare e il governo li deve riconoscere a una regione come la nostra che lascia a Roma 21 miliardi di tasse all'anno. Passiamo ora alla cronaca sindacale con l'avvertenza Electrolux. Oggi i vertici della multinazionale svedese hanno presentato il piano aziendale